Mi sapresti dire chi sei? Sono tua figlia! Foxy, sei pronto alla nuova challenge di oggi? Di che challenge si tratta? Aspetta un attimo. No, non me la ricordo, spiega meglio. Ma come di che challenge si tratta? 24 ore senza toccare il pavimento! E come funziona? Io non sto già toccando il pavimento! Te lo spiego, pratica... Cavolo, proprio ora devono suonare. Dicevo, ti spiego, dobbiamo saltare 30... Ancora, ma che sta suonando, lo sai? E che ne so... Andiamo a controllare. Vediamo chi è che sta suonando, mannaggia, proprio mentre registriamo. Allora, chi è? È uno scherzo dei fan, lo sapevo. Foxy, non c'è nessuno. Ancora. Allora, chi? Papà, finalmente mi hai aperto! Foxy, ma c'è una bambina che sta suonando, ma chi è questa? Io mi immagino che questa sia una fan che vuole qualcosa da me. Va bene, allora. Papà, che cavolo, te lo per aprire! Scusa Foxy, per caso sai chi è questa bambina? Mi sa che cerca te. Ma io non la conosco questa bambina. Ma chi cavolo è? Papà, che cavolo, non c'è neanche un succo! Foxy, ma per caso sei padre e non me l'hai detto? Questa bambina chi è? Io padre, ma che cosa dici? Ma per favore. Scusa. Sì? Mi sapresti dire chi sei? Sono tua figlia! No. Mi sa che hai confuso padre. Io non sono un padre. Papà, sempre a scherzare! Foxy, se questo è uno scherzo di cattivo gusto, chi è quella bambina? Ora non è uno scherzo, io non conosco questa bambina, ma che vuoi da me? Che sta facendo? Vuoi venire un attimo qua? Allora, bambina, mi vuoi dire chi sei oppure vuoi continuare a scherzare? Papà, senti, tu non ti ricordi, ma dov'è mamma? Mamma? E chi sarebbe questa mamma? Ah. Senti, levati, lasciami in pace che devo parlare con le mie amiche. Con le tue amiche? Parla più forte, ma che? Siamo tutti impazziti! Foxy! Che vuoi? Che voglio? C'è una bambina in casa nostra e tu non sai chi è! Ah, credi? Ma che me ne frega a me? Dai, lasciami giocare. Che te ne frega a te? E quindi me li dovrei piangere io questi problemi! Questa ci distrugge casa! Ah, lasciami in pace. Papà, ma questo è il tuo amico, è un po' scemo. Io scemo? Ma che cavolo dici? Scusa bambina, innanzitutto spiegami perché hai una bandana uguale alla mia e poi... Chi sei? Non l'hai capito, sono tua figlia, non vedi anche il simbolo della bandana uguale a te? Ma io non sono padre, no, tu non sei mia figlia! Oh sì, ma chi è questa qui? Scusami però un attimo, prima di iniziare tutto, come ti chiami? Come papà, non ti ricordi? Sono tua figlia Carlotta! Papà, mi cucini qualcosa da mangiare? Ho fame! Qualcosa da mangiare? Ma io non so cucinare, scordati che ti cucino qualcosa! Dai, cucinami qualcosa, ho tanta fame! Basta, ok, ti cucino qualcosa, cosa vuoi? Foxy, si sta lagnando! Ti cucini qualcosa che non so cucinare? Io non so cucinare, vabbè, vado a cucinarmi qualcosa. Allora, piccolina cosa. Papà, voglio Arrivo! Dai, zitta! Che vuoi? Allora, mangiati questo pezzo di torta, dai, va bene? Che schifo! Come che schifo! Allora, un kiwi va bene? Tieni! Che schifo! Non mi piace! Va bene, allora ti prendo un cachimela, va bene? Ecco, ti... Che cos'è? Ma, ascolta, a parte che tu non sei mia figlia, poi ti do un coso e non ti piace, ti do un kiwi e non ti piace, cosa vuoi? Voglio un bicchiere di succo! Ecco te, ce l'ho un po' di succo, così almeno ti stai un po' zitta. Ah, era buono. Bene, piccolina, adesso che ti sei calmata, mi sapresti dire chi saresti e cosa vuoi da me? In che senso papà non vuole giocare? Perché? Dai, non ti fare domande, gioca con me! No, io con te non ci gioco. Dai, gioca con me! Ho detto che con te non ci gioco! Dai, gioca! Vabbè, basta che ti stai zitta. Foxy, l'abbiamo seminata! Shh, stai zitto!
Speriamo che se n'è andata, quel mostriciattolo. Shh, ti ho detto di parlare piano, ci sentirà. No, sicuramente l'abbiamo seminata, Foxy. Fidati, l'abbiamo seminata. Non la- Granati, ci sono! ai, c'è bisogno di alzare le mani. Senti Crazy, tu hai una figlia e non me l'hai detto. Sei un padre responsabile e io con te non ci parlo più. Io? Tu stai credendo veramente a questa bambina pazza e furiosa che mi sta facendo venire il mal di testa? Senti, io non ci casco più ai tuoi scherzi. A proposito, ma dove è andata? Foxy, il computer! Ah! Fermati! Che stai toccando? Che stai toccando? No, che è sto messaggio di errore? Tu hai rotto il computer! Non lo so, stavo premendo tasti a caso! Ma dico, è il modo di premere tasti a caso, ma dove hai vissuto finora? In una stalla! Papà, ma se ho vissuto da adesso fino con te! Adesso voglio fare palestra! E questa sarebbe palestra? Ah, io mi sono fatta male! Hai visto Crazy, sei un padre responsabile. Io? Che c'entro io se quella pazzerella salta e si fa male? Tu hai una figlia e non me l'hai detto, adesso ti devi prendere cura di lei. Oh, siccome te lo devo dire, io non sono padre, non ho una figlia, non so chi sia. Ma guarda che carina, come fa a non essere tua figlia? Ti dico che non è mia figlia. Foxy? Ciao piccola, diventiamo migliori amici. No, non ci divento con il nostro primo migliore amico! Io stupido, caccia questa barbocchia fuori da casa. Papà, io ti voglio bene, non ascoltare quello stupido! Adesso mi sta venendo un po' di sonno. Foxy, ora che si è addormentata, è il momento. Sì, buttiamola fuori di casa. Fuori di casa, ma è così tenera e poi alla bandana come me, mi ci sto quasi affezionando. Ehi, ricordati che quella marmocchia mi ha detto stupido e nessuno mi ha mai detto stupido. E poi guarda come russa. Voglio che mi raccontate una favola. Foxy, problemi in vista. Si è svegliata quella mocciosa. Una favola, raccontagliela tu, che ne so io. Ok, allora, Carlotta. Allora, la favola, sì. La favola è che praticamente c'era uno con la bandana rossa e verde e uno scemo. Cioè, un po' scemo, un po', cioè, tanto. Vabbè, non va. Praticamente un giorno gli disse a quello scemo, quello con la bandana rossa, come stai? E lui rispose, bene, anche tu. Si è addormentata. Foxy, dobbiamo trovare una soluzione assolutamente per... Oh, c'è qualcuno fuori! La polizia! Che ci fa la polizia qua? Non lo so, forse per la bambina. No, la polizia! No, mi sembra essere ricettato! Foxy, ma hai visto che si è nascosta quella bambina? Ma che ne so, che problemi ha? Dobbiamo rispondere, ci stanno suonando, senti! Andiamo a rispondere. Andiamo. La polizia. Speriamo che non mi trovi. Ok. Pronto? Salve? Salve! Stiamo cercando una bambina di 9 anni di nome Carlotta. Carlotta? È qui da voi per caso? Non gli dire alla polizia che sono qua. Non glielo dire. No. No, non glielo dire, ma... Carlotta, ma tu chi sei veramente? Che ci fai qua?